L'anno prossimo Bimota compirà 40 anni e per l'atelier riminese è il momento di festeggiare con l'arrivo di una nuova appassionata proprietà, ma anche con il debutto di una nuova moto proprio qui a EICMA. La candelina sulla torta si chiama BB3, che nel gergo Bimota significa la terza bimota con il motore BMW. Nello specifico si tratta del furioso 4 cilindri in linea della S1000RR da 193 cavalli, che Bimota ha vestito come al solito con un traliccio di acciaio e piastre d'alluminio. Le parole d'ordine oggi di Bimota sono cuore e passione, quindi la proprietà nuova ha subito infuso questo entusiasmo a tutti noi e noi abbiamo risposto come potevamo fare creando questa cosa. L'accordo con BMW era nato l'anno scorso proprio a ridosso di EICMA, si è perfezionato con BB3, 179 kg, 193 cavalli, carbonio ovunque, magnesio, leghe d'alluminio, e questa è l'anima di Bimota, cioè il prodotto prezioso, bello, che chi sa riconoscere la passione e la cura di una moto fatta interamente a mano, dove in Bimota puoi conoscere la persona che ha montato la moto dall'inizio alla fine. È un valore aggiunto unico che dà solo Bimota, regala all'appassionato un'energia, un'emozione ogni volta che ci sale sopra. Al solito la componentistica è di primo piano, le sospensioni sono marchiate Öhlins, i freni Brembo con pinze radiali monoblocco e i cerchi sono OZ forgiati, tutto per un peso di soli 179 kg.